Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo tornati su Fly Simulator X Fioi e siamo in una tappa svedese tedesca. Da Göteborg, partiamo dall'aeroporto di Göteborg per arrivare a Francoforte, Germania. È un volo di circa 2 ore e 44, 3 ore dai, con 490 miglia circa, diciamo, di distanza. Stiamo, come si dice, caricando i bagagli, i passeggeri. È un aeroporto molto tranquillo, piccino, quindi insomma ci sarà molto traffico secondo me. E niente, si parte. Adesso mi sto preparando con la checklist come indiana. E andiamo in direzione Deutschland. Ok, fiori. Intanto che non gioco, spero di ricordarmi. Ok raga, siamo in rullaggio, un rullaggio un po' come indiano a dir poco. Non c'è traffico, sto Lufthansino, guarda che bello. Ho provato sia X-Plane che questo nuovo fly, questo che ho preso dove Tail School, là ho preso l'altro, boh, proprio non mi piacciono sinceramente. Sono fedele a Fly, per carità, con tutti gli aggiornamenti che ho, c'ho 300 giga di gioco, quindi ci sta, ci ho speso anche soldini, però non mi convincono gli altri, c'è poco da fare. Graficamente quello mi piace di più questo, per quanto sia il più vecchio. Ok ragazzi, abbiamo l'autorizzazione. Fatalità, sta partendo un altro aereo da Göteborg a Francoforte, pazzesco. Ok. Rock and roll signori. Si parte con un bel voletto dopo tanti e tanti mesi. Verso l'infinito e oltre ragazzi, ricordatevelo. Go, go, go. Non siamo iperdritti ma va bene. Chi si accontenta gode. Ok. Vai. Per quota 220. Alla fine sono 2 orette di volo, vedendo un po' il GPS. E niente, tutto regolare. Sto un po' riprendendo la mano con certi comandi, no, perché chiaramente non gioco da un po'. Siamo partiti alle 17:30 ora locale. E niente, adesso comincia la discesa verso la Germania. E me la godo, la cosa, me la godo tantissimo. Mamma mia. Tempo è perfetto. Stiamo lasciando la Svezia. E tutto bene. Raga, siamo alla quota di crociera 240, siamo a 300 miglia dall'arrivo. Manca circa 50 minuti. E mi mancava Fly. Mi mancava parecchio. Insomma ragazzi, adesso riprendiamo con un po' di voli. Mi piacerebbe fare qualche diretta anche, vediamo, forse un pochino più di tempo, non lo so. Qualcosa potrei portare. Diciamo che io, sapete che su Fly soprattutto vado a periodi. Questo è un periodo di solito molto favorevole dal punto di vista simulatori. Anche con Eurotrack vorrei giocare, quindi vediamo. Però dai, me lo godo insomma. Mi dispiace ho caricato da poco in questo periodo, però ripeto, tra lavoro, comunque sono fidanzato, quindi voglio anche come si dice, di staccare un po' da tutto, soprattutto ripensando all'altro anno e cercare di godermi un po' le cose. Ho appena superato Brema, guarda che bello fioi, spettacolo purissimo.
Veramente spettacolo, puro, giornata maestosa qui in Deutschland. Siamo stati fortunati stavolta, dai. Ragazzuoli, ci siamo ormai, mancano 20 miglia, siamo vicini all'atterraggio. Sto salendo un po' perché ero basso, non se n'è che accorto. Sono le classiche cagate come indiane, tra le più grandi. Finché quando si gioca poco è normale, in certi passaggi, certe robe riesci a dimenticarteli. Traffico ce n'è un po'. Ok. L'aeroporto ancora non lo vedo. Dai, porco, dai. Chiaramente Fiori capita. Quando non giochi da tanto capita. Però stiamo arrivando. Guardiamoci un po' il fuori. Siamo a Frankfurten. Yo. Attenzione qua sul caricamento del traffico. Stiamo arrivando. Vai di screenshot. Traffico ce n'è un pochino, sì. Che bello, però guardate gli alberi francofortiani. Me li godo gli alberi francofortiani. Ok, concentration adesso. Speriamo bene. Beh ragazzuoli, vai. Ma stai zitto. Ok. Da che ci siamo. Beh dai, non male. Per essere il primo va anche bene. Va anche bene. Ok. Touchdown. Very godo. In questo tramonto francofortiano vi saluto. Ci becchiamo con il prossimo video. E dai, ogni tanto fai qualche volo con Fly. Adesso riprendono un po' la mano perché ho avuto un po' di problemi nella fase, diciamo, prima della fase finale. Però per fortuna sono riuscito a sistemare. Però non sono riuscito a registrare una parte che volevo registrare perché il comando fa sulle sue cagate. E niente, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!